arrivas. Buongiorno Italia, benvenuto nella mia vita a spezzoni. Mi è arrivato il pacchettino da Amazon. Allora mi è arrivato questi bellissimi capicorda per crimpare i fili, la striscia LED da 5 metri 12 volt, che è quella che va esatto lì dentro l'asso nel letto, che così mi illumina tutto il letto. Stiamo registrando sempre a 24 fps, non so come si vede, cioè se si vede a scatti o altro. Devo ricordarmi che anche in Filmora devo esportare a 24 e non a 25. E poi stavolta ne ho presi 3, le prese USB doppie, sai quelle fighe con la luce LED, quelle che una si era bruciata quando le abbiamo installate con Mirko, perché una la monto adesso nel letto dietro e 2 saranno per il pannellino di ricarica. Quindi come puoi vedere, allora Mirko mi aveva già preparato il più e il meno. Ecco qua c'è scritto più e questo qui è il meno. Ok, quindi adesso l'attacchiamo già a testa in giù e ci attacchiamo i cavi. Quindi gli rimuovo la sua vittina qua, andiamo nel letto sotto, permesso Siordone, eccoci qua, e ce la posizioniamo, fammi vedere, io direi così, sì, così con sì, guarda che bene, guarda che bello, pulsantino e piccio, perfetto, cavolo, perfetto. Io direi che gli darei una chiusa per sopra con questo. Ok, fatto, sigillato. Allora adesso leggiamo, il più è a sinistra, il meno a destra. Abbiamo detto questo è il più, questo è il meno. Adesso spelo il meno e glielo attacco qua. Spelare, oh, spelare. Speriamo me l'abbia già crimpato, vediamo, perché ho la cassetta degli attrezzi fuori e adesso sono in partenza. Credo che un singano che spela così non lo vedi mai più, uno che confonde i cavi rossi con quelli blu. Poi d'improvviso sentivo un desiderio di bestemare, perché questo nastro dal cavo non si voleva cavare. Porchidare, oh, al mare, oh, vieni anche tu a porchidare qua giù. Sì, vabbè, ma ragazzi, perché Singano non ha unghie, hai capito? E anche le mani fredde perché sono appena salito in camper. Ci vorrebbe la mia forbicetta da unghie. Eccoci qua, sì, magari senza toccare la parte metallica, ma giusto per, esatto, dargli un taglietto qua e aprire. Do you understand? Understand me? Na 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 na. By me. Oh, stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Niente Italia, meglio che metto in stop la fotocamera, se non vengono fuori 20 minuti di video di Singano che prova a togliere lo scotch da sto cavetto qua. Vedi l'Italia, sto aspettando Alessia per andare via, no? Che si sta preparando da qualche ora, e questo è uno di quei trucchi che l'essere umano, l'Homo sapiens maschio, no, può adoperare nell'attesa delle femmine. Cioè si fa i lavoretti e tutte le sue cose, hai capito? Oh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Ok, manteniamo quello che abbiamo detto, ossia che questo cavetto va sul negativo, ma dopo si riesce a piegare, cioè la scatola si chiude. Ma il positivo è da crimpare. E allora vedi, qui tornano utili i miei capicorda che avevo preso, però appunto bisogna infilarglielo qua dentro, schiacciarlo bene con la pinza. E che accidenti, non ho altre pinze io, ho il, fa vedere, e qua il cavatappi, fa vedere se ci riusciamo. Allora, ce la si può fare. Intanto giriamo bene il cavo che non si sfelucchi, poi ci inserisco il mio bellissimo capicorda e lo fracchiamo anche bene dentro. Dopo gli do un giretto di nastro isolante là. Ma non ho qua il nastro isolante, ok, niente nastro isolante, e ci do una schiacciata così perché là, eccolo, anche qua. Poi è arrivata la topona. Quindi niente, ricontinuo stasera o domani. Ragazzo, finalmente si va un po' avanti. Adesso questa sera
passo dal falegname che prende le misure, e in questo momento invece ritorno dal dentista. Mi dirai, Madonna, ma sempre dal dentista, sempre dal dentista? Sì, praticamente c'è sempre sto dente qua che ogni tanto fa entrare, si vede qualcosa nel canale, non si capisce come, e dopo fa tipo una bollicina di infezione, hai capito? E quindi niente, il solito discorso, siamo con un pulmin, quindi skate. Come funziona lo skate? Praticamente c'hai questo telecomandino, tu tieni premuto questo per accenderlo, fa vedere che siamo in carica più o meno al 60%. Signora, non so, lo tiri un po' avanti, vedi si accende da solo e poi acceleri e parte. Adesso lo mettiamo su medium, vedi c'hai 3 velocità, 3 potenze, la prima è per i principianti, la seconda è normale, la terza è turbo e via. Another person left a suicide note. E niente, bisognava andare quando avevo il dente con la bollicina, ma gli ho detto cavolo che era andata via giù. Vabbè, comunque ero qua di passaggio, adesso approfitto, mi faccio GPL e studio dove mettermi col CP. Io avrei qualche bella puntina qua in zona, no? Belle passeggiate lungo l'argine eccetera, però ha piovuto e quindi sarebbe paltano ovunque. Adesso vedo dove passarmi la giornata, dove mi metto a lavoricchiare un po'. No, sti stronzi hanno messo il piccolo parcheggetto di 3 posti dell'area cani come proprietà privata del bar, e allora noi andiamo nell'altro parco grande. Ecco qua CP, guarda che bel parchetto, noi ci mettiamo a lavorare qua, così te ti fai anche i tuoi giri e via, ci mettiamo al sole. Poi Italia, solito discorso, anche se ho 850 watt di pannelli, cioè scusa un attimo, mettiamo in carica i 2 power bank dove mi ricarico tutte le trappolettine. Allora, quello vecchio collegato al pannellino della Easy Hatch a 4 pannelli, e quello nuovo della Easy Hatch che hai visto la recensione l'ho messo lì, che così si ricarica col suo pannellino integrato, in più col pannellino quello della Sunny Bag, quello portatile diciamo da zainetto, e intanto mi recupero un po' di corrente così. CP! Dai CP, dove abitiamo oggi? Niente sbam a ca! Andiamo? Oblai! Vai a farti il tuo giro CP. Sapete che un rubinetto potevano cassarlo però nel parco qua. Eccolo! Oh, crazy, all of you.
Ciao.